In questo ultimo fine settimana trascorso si sono giocati i campionati giovanili del campionato Under 17 regionale. L'Atena, allenata da Mauro Miccichè, sta attraversando un periodo positivo, frutto di due vittorie, di due pareggi e due sconfitte, e in classifica si trova in settima posizione con 8 punti. Domenica scorsa la compagine agrigentina sul campo neutro di Campofranco ha fermato la capolista terzo tempo sul pareggio di 0-0 e domenica prossima di nuovo in casa sul campo neutro di Campofranco incontrerà il Villabate. Il Favara Academy, allenato da Salvatore Palumbo, dopo inizio traballante, si è tolta dai bassi fondi della classifica, totalizzando due vittorie contro Bagheria e Sporting Termini. Domenica è stata fermata dal Calcio Sicilia per 1-0. Sabato la compagine biancazzurra affronterà il Demma Ribolla allo stadio Giovanni Bruccoleri di Favara. Il Canicattì, allenato da Rosario Comparato, non sta attraversando un periodo semplice. Infatti, la squadra biancazzurra viene dalla pesante sconfitta contro il Demma Ribolla a Palermo per 6-0. Sabato al Carlotta Bordonaro affronterà il CEI.